Allora, partendo... Buonasera. Buonasera. Va bene, Sì. Partendo, professoressa Milani, dal suo libro, Nutto, se magari fai un controllo cortesemente, grazie. Perché dobbiamo educare? Cioè, sorge questa domanda, il perché è necessario educare le nuove generazioni. Io partirei proprio da questa domanda molto semplice, quasi banale, e poi vedremo del chi dovrà farlo, in quali ruoli. Però la necessità di... Dunque, io credo che il libro che ho scritto sia incentrato proprio su questo, perché dobbiamo educare. E prima di tutto vorrei spiegare, cioè, prima hai detto che diremo delle cose non belle sulla scuola, e invece io dico che diremo delle cose non belle sulla società più che sulla scuola, perché sia la scuola che gli insegnanti, ma soprattutto i ragazzi, sono vittime di un modello sociale ed economico che li porta a una visione della vita, una visione delle cose, una visione delle priorità, a dimenticare i valori che sono necessari per vivere bene, per vivere correttamente in una società, per vivere civilmente in una società, e quindi diciamo che sono vittime e non, e soprattutto i ragazzi, colpevoli. Cioè i ragazzi, a mio avviso, non sono mai colpevoli di quello che fanno, cioè che non va. Ci sono ragazzi meravigliosi, tanto per cominciare, ci sono ragazzi ottimi, e invece molto spesso vengono additati come ma questi ragazzi sono maleducati, intendendo con maleducati, cioè usando la parola maleducati come se fosse un'offesa, mentre non sono maleducati, sono maleeducati, che è molto diverso, perché se io dico che un ragazzo è maleducato, come direi che è scemo, ecco, per esempio, che si comporta male, dimentico una cosa fondamentale, che io adulto, e con adulto intendo non solo i genitori, che a loro volta sono vittime, ma intendo tutti gli adulti, cioè questa società è impostata in modo da crescere ragazzi completamente attenti a quello che non serve nella vita e a pretendere tutto, a non avere, diciamo, a non avere da nessuna parte la richiesta di fai il tuo dovere, fai quello, fatica per ottenere le cose, ma invece hanno il dovere, hanno diciamo il comando, chiedi e ti sarà dato. Quindi il concetto è: perché dobbiamo educare? Dobbiamo educare perché oggi l'educazione non è più data dai genitori e nemmeno dagli insegnanti, che si trovano a non poterla dare. Perché non la possono dare? Non la possono dare perché si trovano a dover affrontare non solo moltissime carenze, moltissime criticità, anche semplici. Per esempio io nella mia pratica didattica, nella mia vita scolastica, mi sono trovata a volte a vedere dei comportamenti. Per esempio, non posso mai dimenticare uno che ha dato un calcio durante l'intervallo, non un mio alunno, fortunatamente, un alunno qualunque. Durante l'intervallo ha dato un calcio a una ragazza, e io ho detto: scusa un attimo, ma sei impazzito? Lei ha dato un calcio? Dice: perché gli hai dato un calcio così, di punto in bianco? Per chiamarla. E la ragazza, quel che è più grave, la ragazza si è messa a ridere e dice: e lui mi chiama così. Allora,
che cosa c'è che non va? Se noi ci troviamo in una società in cui un ragazzo chiama una ragazza con un calcio e non lo trova strano, nemmeno la ragazza, allora noi dobbiamo porci delle domande. Perché dobbiamo educare? E io rispondo, perché c'è un'emergenza educativa che se non viene affrontata prima di tutto dai genitori, cioè ci porterà sempre di più a quello che stiamo vedendo. Io vi chiedo per favore di alzare la mano quelli che sono, chiederò, quelli che sono insegnanti, poi chiedo quelli che sono genitori e poi chiedo quelli che sono sia genitori che insegnanti e poi chiedo quelli che sono né genitori né insegnanti, che sono qui solo per... Allora, chi sono i genitori? Grazie. Chi sono sia genitori che insegnanti? Sono gli stessi? Anche? Poi, chi sono... cosa manca? Gli insegnanti. Chi sono gli insegnanti e basta? E chi sono quelli che non sono né genitori né insegnanti, ma sono venuti per sentire così. Ringrazio tutti, anche con la pioggia sono venuti. Allora, io vorrei cominciare leggendo un paio di pagine del mio libro, perché qui c'è la spiegazione di tutto il libro. C'è la spiegazione di che cosa significa insegnare e del che cosa bisogna insegnare. Allora, perché una cosa importante è che per poter insegnare bisogna educare. Per poter educare bisogna avere in mente che cosa dobbiamo fare, cioè molto spesso si educa come viene, così, in modo estemporaneo, cioè in pratica non è che i genitori si mettono lì e decidono insieme come lo educhiamo questo bambino, no, lo educano come viene, di solito questo come viene il padre educa come è stato educato lui e la madre educa come è stata educata lei, ma molto spesso queste cose sono in contrasto fra di loro. Allora il padre è stato educato un po' come così a essere libero e la madre è stata educata invece in modo rigido, e quindi oppure tutti e due rigidi o tutti e due liberi, insomma comunque sia non c'è un progetto, cioè non ci sono abbastanza genitori che si mettono lì e ogni tanto dicono vediamo che cos'è che proibiamo al bambino, che cos'è che permettiamo al bambino, che cosa facciamo con il bambino quando fa i capricci, no? E allora io adesso vi leggo: la vita è un fiume che dobbiamo navigare con le nostre forze, a volte sospinti dal vento favorevole, a volte sbattuti dalla burrasca. Ciascuno di noi alla sua nascita viene messo sul suo fiume con una barca. È un fiume di cui ignoriamo la lunghezza, sappiamo dov'è la sorgente, ma non sappiamo dove e come sfoci nel mare. Non sappiamo se è diritto o tortuoso, se avrà periodi di magra o di piena, se troveremo delle cascate o delle rapide. A ognuno di noi tocca una barca, ad alcuni una zattera, senza cibo, senza salvagente, con remi di fortuna. Ad altri una barchetta a remi malandata, senza riparo, né bussola né salvagente, con poca acqua e poche provviste. A qualcuno una barca a vela, con salvagente, cime, bussola, razzi, radio e tutto ciò che serve per rendere confortevole il viaggio. Ad altri ancora una barca super accessoriata, munita di ogni comfort e di ogni strumento tecnico utile per viaggiare comodi e sicuri. Qualcuno viaggia solo, qualcun altro ha persone su cui contare, altri ancora hanno un intero equipaggio a completa disposizione. Allora, ecco che cosa dobbiamo fare quando mettiamo al mondo o ci viene affidato un bambino. Dobbiamo insegnargli a capire dove sta andando, che cosa può accadere, quali sono gli aspetti positivi della navigazione e quali quelli negativi.
fargli capire quali sono le sue forze e quali i suoi limiti, metterlo in guardia dai pericoli che può incontrare, insegnargli a prevedere i problemi e dargli gli strumenti migliori per affrontarli e superarli, fornirgli consigli su come migliorare le dotazioni della sua barca e spiegargli che è meglio comprare buoni remi e buone cime invece che delle belle battagliole di ottone cromato. Insegnargli a fare i nodi, a conoscere le correnti e i venti, a svegliarsi all'alba se occorre. Dobbiamo insegnargli ad aiutare chi è in difficoltà in mare. Dobbiamo insegnargli che non si può avere sempre il vento in poppa, ma anche che non è vero che avere il vento in poppa è sempre la condizione migliore per navigare. Che con l'aiuto degli altri naviganti le difficoltà si affrontano meglio, che navigare controcorrente serve solo quando si ha uno scopo, altrimenti è una perdita di tempo. Che la fortuna non esiste e che i temporali, i contrattempi, le avarie sono normali. Soprattutto dobbiamo fare in modo che sappia che quando entra in una tempesta deve lottare con tutte le sue forze per uscirne, senza lasciarsi andare, e che poi deve riprendere il cammino. Ma dobbiamo anche fargli cogliere la bellezza della natura e insegnargli a rispettarla e anche a temerla, perché è nella natura che lui vive e perché la natura è infinitamente più potente di lui. Dobbiamo fargli capire che perché la navigazione prosegua senza problemi bisogna faticare molto a volte e che non deve mettere a rischio la sua incolumità facendo manovre rischiose. Infine, dobbiamo dirgli che ci sarà per tutti un momento in cui il viaggio finirà e che è sempre stato e sempre sarà così per tutti. Quindi questa è l'essenza di questo libro, cioè è l'essenza di quello che io sostengo che si debba fare per educare. E ci aggiungo anche una piccola cosa. La vita è un fiume e noi ci andiamo con una barca e nessuno di noi sa bene quale barca gli tocca. Non a tutti la vita non è uguale per tutti. C'è chi parte da un punto, c'è chi parte da molto indietro e c'è chi parte da molto avanti e c'è chi viene anche spinto più avanti da qualcun altro. Allora, dico anche che nella vita serve, cioè nell'educazione quindi, serve dotare i figli e gli insegnanti, e per gli insegnanti dotare i ragazzi di una valigia. Allora, leggo un altro pezzetto. Educare significa preparare la vita, insegnando qual è la strada giusta. Un genitore non deve portare in braccio suo figlio per sempre. A un certo punto deve consentirgli di camminare da solo. All'inizio lo tiene per mano, poi lo lascia andare, lo aiuta a rialzarsi quando cade e infine lo controlla a una certa distanza. Un genitore deve essere una guida, quindi. Il mondo è una grande città straniera che tu, genitore, ormai conosci abbastanza bene. Il tuo bambino non c'è mai stato, invece. Non conosce la lingua, non può parlare con gli abitanti né fare domande. Deve fidarsi a te. Fargli da guida significa all'inizio accompagnarlo, mostrargli quello che c'è da vedere, le strade da evitare perché pericolose e i luoghi accoglienti dove è bello vivere. Poi significa dargli dei punti di riferimento, insegnargli la lingua e le abitudini del posto, mettendolo in condizione di capire gli altri e anche di adeguarsi alle usanze del luogo. Fargli capire come deve comportarsi per vivere felici, prepararlo a sopravvivere e a vivere da solo. Dovrai preparargli una valigia con tutto quello che può servirgli ad affrontare il viaggio, i pericoli, la pioggia, il caldo, il freddo, la noia, le malattie, ma anche semplicemente la vita quotidiana. Dovrai cercare di prevedere proprio tutto, perché se non penserai a tutto, tu genitore ma anche tu insegnante, aggiungo adesso, ci saranno momenti in cui gli mancherà quello che avrai dimenticato di mettere. A volte tuo figlio protesterà perché non vorrà portare una valigia pesante, ma tu dovrai insistere, mettercela tutta perché accetti quel peso, perché gli insegnamenti che potrai dargli e tutto quello che riuscirai a mettere nella valigia potranno essere essenziali nella sua vita. Lei però sì, ha
fatto delle considerazioni che oserei dire rivoluzionarie, perché cioè, proviamo a contestualizzare quello che lei dice, il progetto, cioè è estremamente difficile oggi, cioè mi sembra che noi si viva così come Ulisse senza Itaca, cioè non sappiamo dove andiamo e da questo punto di vista non abbiamo un porto di approdo, perché non abbiamo un progetto, c'è già una difficoltà subito in partenza e, come ha detto giustamente lei, noi possiamo avere tutto il vento in poppa anche, ma se non sappiamo dove approdare, a cosa ci serve? A nulla. Poi lei dice i genitori devono essere in grado di dare dei no. Anche qui è rivoluzionario, perché quanti siamo genitori e insegnanti che riusciamo ad avere la forza, perché prima di tutto secondo me la forza di dare i no che educano, perché non sono i sì che educano, ma sono i no. E questo ci costa in primis a noi. E quindi se lei dice di trasferire il concetto di fatica ai nostri figli e ai nostri studenti, ma noi siamo i primi a farlo o rimuoviamo? Perché da questo punto di vista, se noi siamo i primi a rimuovere la fatica da qualsiasi punto di vista, è ovvio che non saremo mai educatori. Camminare da soli, anche questo è rivoluzionario, cioè pensare che nostro figlio possa camminare da solo. Anche qui è un problema, perché noi non vogliamo che cada mai il nostro figlio. Una volta era naturale che cadesse perché in quel modo sapeva rialzarsi. Adesso tendiamo ad evitare ogni ostacolo, evitiamo che cada già a priori, perché è cambiato proprio l'approccio completo da questo punto di vista. Cioè il suo modello è perfetto, però io lo vedo difficile anche da metabolizzare proprio per noi come insegnanti medi e come genitori medi, perché è un mondo da questo punto di vista veramente contrastante rispetto a quello che dice lei. La cassetta degli attrezzi è altrettanto valida, ma quanti di noi pensano e progettano la cassetta degli attrezzi per i nostri figli e per i nostri studenti? Quindi sicuramente sono sfide di altissimo livello quelle che lei ci ha lanciato stasera in questa prima parte. Qui io vorrei agganciarmi magari, perché dobbiamo educare, lei ci ha detto, ha fatto tutte queste considerazioni, però appunto forse è un po' il percorso all'incontrario, cioè non trova che sia doveroso che prima ci si educhi noi come genitori e noi come insegnanti, ovvero siamo abbastanza educati noi come genitori e come insegnanti. Ecco, infatti il problema è proprio questo. Allora, prima di tutto io quello che osservo nei genitori, non nei genitori e basta, nei genitori e in tutti gli adulti di oggi, è questo: non c'è più la consapevolezza che un tempo c'era, perché nel libro io ho fatto tutta una parte per far capire come siamo arrivati a questo punto, no? Cioè come siamo arrivati a questo punto. Io ho analizzato com'era prima l'educazione, com'era prima la scuola, non per dire che dobbiamo tornare così completamente a quella scuola o quella scuola che era diciamo pienissima di difetti e anche di ingiustizie. Basti pensare, mi viene in mente adesso una cosa fra tutte: venivano puniti i bambini mancini, puniti. Io sono uno di quelli. Io faccio tutto di destro, gioco a pallacanestro, tennis una volta, non più. L'unica cosa, non scrivo più perché la maestra da subito mi ha corretto. Corretto e punito. Certo. Corretto, punito, legato alla mano dietro, cioè era una scuola così. Però che cosa aveva la scuola di un tempo e che cosa aveva la società di un tempo? Unità di intenti, cioè quello che adesso manca completamente. Gli insegnanti non possono più contare sui genitori. Certo, ci sono anche quelli, come diceva prima. Stasera, dove sono questi ragazzi? Qui a destra. Uno? No, beh, ce n'è un paio. Ecco. Allora, questi ragazzi che mi sono stati descritti come bravi ragazzi, figli di genitori che li hanno educati
diciamo, a essere bravi ragazzi. E dicevo che prima c'era l'unità di intenti. Quello che diceva la maestra a scuola o il professore era uguale, identico a quello che diceva a casa il genitore. Quindi quando il genitore andava dall'insegnante, diceva, se l'insegnante diceva, come dicevano di me per esempio, la bambina chiacchiera molto, io quando andavo a casa passavo un brutto quarto d'ora, perché non veniva nemmeno messa in discussione che fosse colpa della maestra se io chiacchieravo, perché la maestra era noiosa, eccetera eccetera. E potrei fare 100 esempi, ma da qualche parte devo tagliare il discorso. Allora, il concetto è, dicevo prima che è importante per educare sapere qual è la nostra meta nell'educazione. Allora, prima di tutto bisogna diventare consapevoli tutti, sia i genitori che gli insegnanti che tutti gli adulti, di questo fatto. Noi non abbiamo più la libertà di decidere. Che cosa vuol dire questo? Eppure siamo liberi, crediamo di essere liberi, però la manipolazione che subiamo di giorno in giorno attraverso i media, non lo dico io, lo dicono tutti, tantissimi studiosi. Ci sono interi libri, se volete andare in libreria, cercate, e ci sono libri interi su questo che dimostrano con moltissimi esempi quali sono i sistemi che vengono usati per farci decidere, per esempio entrando in un supermercato, dalla grandezza del carrello. Il carrello è di proposito enorme, perché uno cosa fa? Mette solo 2 pezzetti? No. Se il carrello fosse piccolino, la gente lo riempirebbe molto di meno. Allora studiano dove mettere cioè come deve essere grande il carrello, dove deve essere posizionata le cose, per esempio quelle di cui ci sono varie offerte, vengono messi all'altezza occhi e le aziende pagano perché vengono messi all'altezza occhi, perché così tu li vedi subito. Quelle che tu devi cercare, uno cerca il callifugo, sono in fondo, fateci caso, perché tanto tu lo cerchi quello, lo vuoi e lo cerchi, non serve che ti venga agli occhi, uno dice vedo il callifugo, lo compro, no, non esiste. Quindi noi siamo manipolati dalla mattina alla sera, dalla televisione, eccetera. Quindi chi educa i vostri figli e i vostri alunni sono i media, è la politica, ma soprattutto è l'economia. L'economia gestisce tutta la società in modo tale che noi tutti e i ragazzi in maniera assolutamente più potente e più marcata, che noi e tutti decidiamo di scegliere un prodotto invece di un altro, un'idea invece di un'altra. Le cose che ci piacciono perché ce le fanno piacere. I personaggi televisivi che ci piacciono perché sono costruiti a tavolino queste cose. Voglio prendere Fedez e voglio prendere, come si chiama? La Ferragni. Sono costruiti a tavolino queste cose qua. Cioè, adesso esiste l'influencer, una ragazza qualunque che influenza una grande, cioè un'enorme massa di persone. Allora, il discorso è, quando vostro figlio, no? Voi dite, ma vai a comprare qualche cosa, ti compro qualche cosa, vediamo cosa ti piace. E lui dice, mi piace una certa cosa. Non ha scelto lui, ha scelto quello che ha visto su internet, quello che ha visto sugli eccetera eccetera. Quindi quello che conta è che se i genitori si rendessero conto anche solo in minima parte di quanto l'educazione che danno ai loro preziosi figli, cioè di quanto
è stata strappata via ai genitori e agli insegnanti l'educazione ed è in mano a qualcuno che dei figli, dei vostri figli e dei vostri alunni, alle aziende non interessa niente, cioè loro mettono praticamente in vendita un oggetto, non importa se fa male, se fa malissimo, se fa morire, se è pieno di coloranti, non gliene importa niente. Quindi voi non potete rischiare, dico voi ma intendo noi, non si può rischiare di lasciare in mano a queste persone che hanno interesse soltanto a guadagnare sulla pelle di tutti noi. Cioè la carne, uno va a vedere, tutta piena di antibiotici per esempio, dopo quando prendiamo gli antibiotici non ci fanno più niente. Allora, quando moriamo non riusciamo più neanche a decomporci da tanto che ci sono, da tanti conservanti che abbiamo addosso, che abbiamo ingerito nel tempo. Siamo tutti pieni di plastica, eccetera, eccetera. Non credo che sia una bella cosa continuare a educare i nostri figli dagli altri. Voi dovete prendere, cioè voi genitori, i genitori devono prendere di nuovo in mano le redini dell'educazione dei figli. Quindi, che cosa succede? Quando alla domenica un genitore o un nonno dice cosa facciamo oggi? Io decido di andare al centro commerciale. Non ha deciso niente lui. È la vita che è fatta in modo che voi andiate al centro commerciale e che ci andiate coi bambini. E se guardate bene come sono disposte le cose per bambini, sono tutte giù. Così i bambini le prendono, poi le vogliono, si buttano in terra e fanno i capricci. E i genitori, che molto spesso sono impegnati anche a parlare al telefonino a volte, perché basta guardare, io penso che se voi da domani andate in un centro commerciale o anche solo in un supermercato e osservate, vi mettete lì e dici voglio dedicare 20 minuti di tempo, del mio prezioso tempo a osservare, guardate i carrelli della gente, guardate il corpo delle persone, guardate il corpo dei bambini obesi, genitori obesi, bibite, patatine, il bambino aperta le patatine, date le patatine perché così sta zitto, mangiare pacchetti di caramelle, bambini di 3 anni con in mano pacchetti di caramelle che si mettono lì e mangiano, così stanno zitti, hanno la bocca piena. Allora il discorso è questo un tempo non c'era. Finché non siamo stati in mano a questo modo di vita, cioè questo consumismo sfrenato, dovete sapere che la mia generazione, che è la generazione che era adolescente negli anni 70, la mia generazione che non è riuscita a creare un bel mondo, no? Perché il mondo che è arriva da noi e dalla generazione precedente e da quella subito seguente, quindi io spero nei ragazzi di oggi che facciano meglio di noi. Però noi, quando parlavano i genitori, stavamo zitti. Perché stavamo zitti? Perché c'era la consapevolezza che tu eri un bambino e non potevi entrare nel discorso dei genitori. Invece adesso, chi decide il colore della macchina quando cambiate la macchina? Se avete dei figli, chi decide? Ve lo dico io, decidono i figli. Chi decide dove andare? I genitori hanno preso da almeno 20 anni questa abitudine di chiedere ai figli tutto, domandare il parere su tutto. Per esempio, dove vuoi andare tesoro in vacanza? Vuoi andare al mare o in montagna? Ma cosa ne sa un bambino di 6 o 7 anni? Ma nemmeno di 10. Deve decidere. No, devono decidere i genitori in base a tante cose, non ultima quanto costa andare al mare, quanto costa andare in montagna, o quanto mi piace andare al mare, o quanto mi piace andare al montagna. Il bambino deve venire dietro. Non è che deve scegliere lui. Io ho visto nei negozi, veramente, se voi osservate, io ho visto nei negozi
abbigliamento per bambini delle scene raccapriccianti, del tipo bambino neonato nella carrozzina, mamma, un vestitino rosso, una tutina, scusate, una tutina blu. Quale ti piace? Al bambino di 8 mesi, di 9 mesi, quale ti piace tesoro? Se ti piace questo. Io rimango senza parole, però esiste questa gente, queste persone esistono, ma come si fa a dire a un bambino cosa ti piace? Dice perché ho visto che ha fatto così, ha sorriso quando ha visto il rosso, oppure ha sorriso quando, come il toro, ha sorriso quando ha visto il rosso. Allora, oppure chiedono al ristorante, io, cosa vuoi tesoro da mangiare? Vuoi questo? Allora, bambino di 3 anni, vuoi il succo, lo vuoi alla pesca, alla pera? No. Ma se me lo chiede a me mi mette in dubbio anche a me, cioè, perché chiedere al bambino? Perché ormai il genitore stesso ha perso il senso del fatto che è lui quello che sta educando, è lui la guida, è lui che sta insegnando al bambino. Qual è? Allora, che cosa vuoi? Pesca, pera o albicocca? Digli, vuoi il succo di frutta? Non dire nemmeno vuoi il succo di frutta, è un bambino, lo stai nutrendo e tu gli dai il succo di frutta. Se vedi che il succo di frutta non gli piace perché fa le facce, non lo so, vorrà dire che non glielo dai più quello lì, gliene dai un altro, ma non che tu lo metti tutti i bambini lì fermi ad aspettare, cioè tutti i genitori ad aspettare quello che decide. Se per disgrazia il bambino piccolo, che sia a casa, che sia al ristorante, decide che vuole prendere, un esempio che ho messo sul libro mi pare, vuole prendere l'oliera sul tavolo, si mette in piedi sulla sedia rischiando anche di cadere perché è piccolo, si mette in piedi e tutti lì a passargli l'oliera. Prima di tutto l'oliera non va in mano a un bambino piccolo. In secondo luogo, perché deve prendere l'oliera? Terzo luogo, se per disgrazia si mette a piangere, tutti in fibrillazione, tutti come impazziti perché il bambino si è messo a piangere. Cioè non si regge, cioè la gente in pratica oggi, le persone, ma anche bravissimi genitori, voglio sottolinearlo molto bene, genitori meravigliosi, genitori che si impegnano tantissimo con i ragazzi. Allora, si mettono lì questi genitori meravigliosi e appena il bambino piange, crolla tutto il mondo. I nonni, tutti scatenati a cercare di far smettere di piangere il bambino, ma il bambino è normale che pianga. Può piangere, esprime così, specialmente se è piccolo. Piange, non vuole, metti la maglietta, c'è freddo, fuori, dice, ma non la vuole. Come non la vuole? Se c'è freddo, ma si mette a piangere. Allora, lei ci ha sottolineato alcuni passaggi sui quali vorrei così soffermarmi nuovamente, che sono punti critici nostri, sia come genitori che come docenti. Cioè, forse abbiamo rinnegato il ruolo. Cioè, ognuno di noi prima di tutto deve avere la consapevolezza del ruolo e mi sembra che questa non ci sia più. Secondo luogo, si è passati a un rapporto tra pari e anche questo mi sembra che non vada bene, perché non siamo né migliori né peggiori, né come insegnanti né come genitori, ma siamo semplicemente diversi. Però questo ha una difficoltà estrema a passare. C'è la discussione continua anziché la comunicazione unilaterale. Noi siamo venuti su, penso, normali, almeno io penso di essere tale e anche lei, con genitori e docenti che davano comunicazioni, non discutevano su tutto, perché è una discussione tra pari. E questo è un altro punto critico dell'educazione oggi, sia del genitore con il figlio, sia del docente che mette alla pari lo studente, rinnegando di fatto il ruolo. E qui mi aggancio a quel punto che lei ha detto, anche della difficoltà del rapporto esistente oggi tra genitori e docenti. Lei nel libro parla dell'era della diffidenza.
Mentre una volta si sapeva che, come sulla Maginot, ci si sparava tra giovani da una parte e genitori e insegnanti dall'altra, adesso tutto questo non c'è più. E perché è nata questa era della diffidenza, come lei l'ha definita, e come superarla per tornare a lavorare tutti dalla stessa parte, gli adulti, in ruoli diversi, ma tutti dalla stessa parte, e sparare giustamente ai figli, e i figli sparano agli adulti per crescere, perché anche i contrasti sono inevitabili, normali, però tutti insieme gli adulti, cosa che spesso non avviene, perché tante volte si rischia, e come genitori e come insegnanti, di andare dall'altra parte, rinnegando il ruolo. Ecco, infatti uno dei problemi principali che deriva proprio dal fatto che oggi non ci si rende conto assolutamente, e questa è la cosa in assoluto più grave, se noi ci rendessimo conto di essere manovrati, cioè che le nostre scelte non sono davvero nostre, ma sono scelte pilotate dal mondo economico, ma anche da quello politico. E con politico intendo proprio politico nel senso della cosa comune e non dei partiti, perché io quando parlo di questo tipo di politica parlo di tutti i partiti, dal primo all'ultimo, di tutti i colori, di tutti i tempi. Quindi il concetto è il mondo è oggi più ingiusto che mai, cioè è sempre stato ingiusto e oggi è veramente ingiusto, ma la differenza è che oggi la gente non si rende conto di essere vittima di ingiustizia. C'è sempre qualcuno che addita qualcun altro come colpevole di quello che sta accadendo, invece no. Allora, se i genitori e gli insegnanti, o meglio, se i genitori soprattutto, si rendessero conto che quello che fanno gli insegnanti è quello che sono obbligati a fare e quello che fanno loro è quello che sono manovrati a fare, se si rendessero conto che esiste, chiamiamolo un nemico comune, che è l'interesse economico e politico, all'istante si metterebbero d'accordo, all'istante si sentirebbero dalla stessa parte. Invece non si sentono dalla stessa parte perché c'è qualcuno che addita gli insegnanti e insegnanti, fannulloni, insegnanti. Allora gli insegnanti lavorano tantissimo, gli insegnanti fanno un lavoro altamente usurante. Che cosa vuol dire altamente usurante? Vuol dire che non ne possono più, sia quando escono da 4, 5, 6 ore, a volte 6 ore in mezzo c'è un'ora buca e ti danno anche una supplenza, 6 ore ininterrotte in cui, per esempio, in questo momento io sono concentrata, no? Diciamo che in questo momento chi è concentrato fatica, perché se questo incontro si protrae, ci si stanca a essere sempre concentrati, no? Allora, io posso adesso distrarmi, io potrei ora mettermi a fare qualcosa, non posso. Così è il lavoro dell'insegnante. Quindi un'ora, come sarà questo incontro nostro? Un'ora, quello che servirà. Per gli insegnanti sono ore in cui non può mai distrarsi, mai, in cui l'insegnante deve sempre sapere che quello che fa, se sbadiglia, se parla forte, se alza gli occhi al cielo, tutto quello che fa sta insegnando qualcosa. Deve sempre stare attento, sempre controllato. Infatti quando gli insegnanti vanno a casa, io penso, un po' tutti, io senz'altro, la cosa che decidi, io per esempio come prima cosa mi prendono anche in giro in casa, perché a volte io dico, se passami il coso, e non ho più voglia di stare concentrata a ricordarmi come si chiama quella, passami il coso, e dicevo, bello, perché sono stata concentratissima e voglio un pochino rilassarmi, e io mi rilasso anche scegliendo una parola così come coso invece che con una parola esatta. Di conseguenza, se noi ci rendessimo conto, tutti, che in realtà abbiamo
un punto in comune, che sono i ragazzi. I ragazzi per noi insegnanti sono importantissimi. Per esempio, adesso io faccio un esempio, è morta la mamma in questi giorni, è andata sotto un'auto, la mamma di una mia ex alunna, sono passati 6 anni, io sono dispiaciutissima, non solo sono dispiaciutissima, non solo provo dolore per lei, ma le ho già scritto, le ho detto di venire a casa mia, di parlare con me, perché per me i miei alunni sono sempre i miei alunni, rimangono per sempre i miei alunni, quindi se hanno bisogno di me, io sono disponibile. Allora, gli insegnanti sono così, la maggioranza stragrande degli insegnanti è così, non è che sono così io e gli altri no. Quindi i genitori, se si rendessero conto che gli insegnanti sono così, che fanno del loro meglio, e se si rendessero conto che quando fanno vedere l'insegnante picchia i bambini, eccetera, eccetera, lo stanno facendo apposta, perché chi ha interesse a far vedere, cioè quello che insegniamo noi, allora, sapete che cosa insegno io a scuola? Cosa ho sempre insegnato? Allora, a faticare. Io per esempio ho sempre detto, via il bianchetto, via quei salvabuchi per non rompere i buchi, cioè come si chiamano? Fogli, ecco, buchi. Sì, via, sto pieno di errori, riscrivilo, faticare, io insegno a faticare, insegno ad aspettare, insegno che quando non hai capito la devi ripetere senza pietà per te stesso, se io per non ripetere così dico riguardare finché non l'hai capita. Se per esempio c'è una cosa devi chiedere, devi abbassarti a chiedere ai tuoi compagni, devi dire amico mio, mi aiuti? Ho sempre insegnato che per esempio non si butta via la roba. Ho sempre detto ai genitori, gentili genitori, si prega di non comprare zaini nuovi, quadri nuovi se non sono più che rotti. Allora, questa cosa qui, secondo voi, quelli che vendono i zaini sono contenti di me? No, sono scontentissimi. Quindi, quando se i genitori capissero questo, all'istante si troverebbero dalla stessa parte. Invece vengono di proposito messi contro, perché tutta la società è basata su questo concetto. Faticare poco, perché devono vendere, no? Cioè quindi, ma perché abbassarsi a pulire quando io ho il robot, no? Accendi il robot così ti diverti a fare altre cose cosa? Io compro, ecco, stamattina ho fatto vedere a scuola il video di Mujica, che è l'ex presidente dell'Uruguay. Io vi prego, quando andate a casa, chi usa il computer, vada a cercare i discorsi che fa questo presidente. E quello che ha detto è: le cose non costano denaro, in realtà, costano vita, la vostra vita, il tempo che dedicate per comprare quegli oggetti, voi lo state sprecando. Quindi il concetto è: la vita non torna mai più e non si può comprare. Allora, se io insegno questo, non posso piacere a quelli che vendono e dicono, io una volta sono andata, ho detto, guardi, come mai questo telefonino non funziona? I primi telefonini. Come mai questo? Quanto ha? Dico, ma è nuovo, ci avrà 2 anni. Dice, signora, è nuovo dopo 2 anni, ma è da buttare via. Allora, perché deve essere da buttare via un telefonino dopo 2 anni? Perché deve essere da buttare via lo zaino? Perché deve essere da buttare via? Perché devo cambiare? Io ho il raccoglitore, dicono che costa tanto la scuola. Ma io vi inviterei a fare il conto di quello che viene messo nello zaino che non c'entra niente con la scuola. Per esempio, pacchi, dico, una volta lo raccontavo,
mi sembra. Allora, una volta, pacchi di matite così penne, chi ha detto di comprare tutte quelle penne? Non so, 10-20 penne. Ma quando ce n'hai 2 di penne, non bastano? No, 20 penne. Un giorno nel cestino ho trovato una bottiglia di acqua chiusa, sigillata. Ho detto, scusami, ma chi è che ha buttato via quest'acqua? E dice, io. Ma sei impazzito? Perché hai buttato via l'acqua? Dice, perché non avevo sete. Allora, questo perché succede? Questo succede perché la mammina a casa gliela ricompra l'acqua, gliela ricompra quante ne vuole. A uno hanno portato via una volta, sono così aneddoti, il motorino, non è che ha aspettato se lo ritrovavano, no, il giorno dopo ne avevano comprato un altro. Allora, questo non è quello che io intendo quando dico a cosa bisogna mirare cosa dobbiamo insegnare. Certo, non insegnare a spendere, non insegnare a comprare, non insegnare a buttare via, non insegnare a comprare la cosa che costa di più, non andare. Perché vi fanno andare? Perché si sta così bene quando c'è caldo, come si sta bene quando si va. Nel centro commerciale che c'è bello fresco, l'aria condizionata è sparata a 1000. È fatta apposta l'aria condizionata, perché così andate al centro commerciale, ci andate con i bambini, ci trascorrete il pomeriggio per divertirsi invece al buio, invece che al sole, a camminare fuori nella piazza, a giocare a correre, no, al centro commerciale. I bambini corrono, eccetera, eccetera. Quindi l'inverno c'è caldo, l'estate c'è freddo, sono fatti apposta, perché così si educano tanti piccoli compratori. Ora mi sono dilungata. Volevo chiederle, relativamente ai genitori, una volta, non lo so, venivano visti per coloro che credevano come dono di Dio, per un laico come così qualcosa di naturale. Adesso forse è cambiata anche l'aspettativa del genitore nei confronti di un figlio che sta per nascere, già ancora prima che nasca forse, e poi magari a valle diventano iperprotettivi. Allora, cosa sono oggi i figli per i genitori? Un investimento che deve rendere e come tale ovviamente non si può perdere, costi quel che costi, quindi bisogna che venga promosso ad ogni costo, altrimenti c'è il giudice, c'è il TAR, c'è il ricorso, c'è la denuncia penale, c'è il carabiniere. Hanno sensi di colpa? Cioè, cosa di tutto questo potrebbe al condizionale essere nella testa dei genitori nel momento in cui mettono al mondo i figli, nel momento in cui nei primi anni li educano? Perché noi comunque non dobbiamo mai dimenticare che ce li ritroviamo a 6 anni e a 6 anni comunque sono già educati in maniera così plasmata, non dico in maniera definitiva, ma sicuramente in maniera importante. Io posso dire una cosa, che intanto devo dire questo, che io sono una grande sostenitrice dei ragazzi, cioè io sono una che, come possiamo dire, come me tanti altri, per me i ragazzi sono di un'importanza pazzesca. Perché sono di un'importanza pazzesca? Perché io vedo che sono ragazzi che, se ti metti a parlare di filosofia in seconda media, ma io vi farei vedere come stanno attenti. Perché? Sono assetati di cose così. Cioè, ai ragazzi più parli difficile, cioè non parli difficile, scusate, più i concetti sono difficili, più i concetti sono importanti, profondi e più stanno attenti. Allora, che cosa succede? Oggi non si ha fiducia nei ragazzi, non si pensa che i ragazzi possono essere fantastici, si pensa che i ragazzi siano, allora, o incapaci oppure geni. Molti genitori pensano, io come ho un genio, perché ho un genio? Perché basta ascoltare anche lì, i genitori, se sapessero che quello che i bambini fanno quando sono piccoli, per esempio ridere in un certo modo, fare finta di avere la tosse, vi dico qualcosa di nuovo? No,
quando i bambini sono piccoli, che tu dici, oh che tosse hai, e quello fa la tosse, no? Non è che sia una cosa che dice, guarda questo bimbo come fa la tosse, ma la tosse la fanno tutti. Allora il discorso fondamentale, piano piano la gente si convince di avere dei geni, mentre invece tutti i bambini sono geni. Quindi tutti i bambini fanno quella cosa lì, tutti i bambini sono dolci, tutti i bambini sono gentili, tutti i bambini... Quando un bambino si comporta male, è un bambino che è agitato, è un bambino che non è tranquillo, che ha qualche errore nel comportamento, nell'educazione, beh, a meno che non abbia dei problemi diciamo che comportano l'essere visti cioè doverlo portare a far vedere da qualche specialista, e quello no, non ne parliamo, è ovvio che ci può capitare. Ma normalmente se un bambino è scatenato, per esempio, sarà l'aspetto di un medico, il bambino sdraiato in terra che si rotola in terra. Allora, questo bambino che si rotola in terra, perché nessuno gli dice alzati che c'è sporco in terra? Questo bambino ce lo mandano a scuola noi poi. Questo stesso bambino qua, se va in prima elementare, si rotola in terra anche in classe? Allora se si rotola in terra anche in classe, ditemi una cosa, l'insegnante come fa? Se si rotola, tutta la gente che si rotola in terra, uno si rotola perché è stato educato, l'ha lasciato rotolare, quell'altro si alza e tira un urlo perché hanno detto che carino, ora come urla forte. Oppure, per esempio, un altro che prende la roba di un altro, nessuno gli ha detto. Tutti i bambini vogliono quello di un altro, no? Cioè, vogliono un bel gioco, cominciano 3 anni o anche meno, vedono una bambolina in mano a qualcuno, la prendono e dicono, toh, bella, la voglio. Cercano di strappargliela dalle mani, sei tu genitori che dici tesoro, non puoi avere la bambolina che è la sua, è di quella bimba, no? Non è tesoro, la bambolina è la sua, è della bambina, e anche tu c'hai i tuoi giocattoli, no? Giochi coi tuoi, no? Che marca è? Dove l'ha comprata? E gliela vanno a comprare. Questo qui per esempio è un errore colossale, perché questo che cosa insegna? Insegna che devono avere tutto. E allora per il discorso che faceva lei sul che cosa rappresenta un figlio oggi per i genitori, che cosa rappresenta? Secondo me rappresenta quello che ha sempre rappresentato, cioè tuo figlio. Per tutti noi il figlio è il nostro figlio, però manca il senso cioè manca il senso dei limiti anche del bambino, no? Cioè tutti sono o geni oppure tutti sono incapaci, no? Il bambino dice, ascolta, prendi questo bicchiere e portalo, io giudico che è già grandino, può portare il bicchiere. Allora, perché non dovrebbe portare il bicchiere se io giudico che è abbastanza grande da portare il bicchiere? No, il bicchiere lo lasciano di plastica finché non ha 18 anni, perché prima il bambino un bicchiere no. Allora, il peso, i bambini stranieri, se andate negli aeroporti, grandissimi, hanno tutti la valigetta, i bambini piccolissimi, tutti col trolley piccolo, i nostri, fuori dalla scuola il bambino con la nonna mezza morta che tira lo zaino, lo mette così e il bambino niente, cammina così, bello libero. Perché? Perché un genitore deve prendere lo zaino al bambino? Ditemi perché. Perché è stanco, cosa fa? È andato a scuola, prende lo zaino, lo porta a casa. Di solito non è che la scuola è a 10 km a piedi, no? Quindi perché educare un bambino che non può portare se non stiamo attenti nelle scuole, sono gli scalini, li portano fino in cima con la macchina. Se potessero avere, si chiamano quelle macchine che un bel SUV da fare gli scalini, porterebbero fino alla hall perché se no si stanca, non è che possono lasciarlo là o portarlo a piedi, oppure no. Allora, tutti questi sono errori educativi. Allora, per un genitore il bambino secondo me continua a essere, però è quello che manca, quello che diceva lei, che
è un investimento. Secondo me non è un investimento, è proprio che loro lo considerano il più delle volte, insomma, se deve giocare titolare, cioè titolare, cioè non deve stare in panchina, mio figlio è in panchina. Ma se tu lo porti a giocare, allora, intanto per cominciare io sono contraria a che ci siano dei bambini, se non è una squadra che si avvia a diventare una squadra di piccoli professionisti, sono d'accordo che non debba stare in panchina, si debba fare a turno, proprio la competitività non è una bella cosa fino a una certa età, perché il bambino non è in grado di gestirla, per esempio, no? Quindi il discorso è la cosa importante da capire è che i bambini sono tutti bambini, tutti importanti, e i genitori, gli insegnanti fanno del loro meglio e i genitori devono capire che le difficoltà dei figli messe in evidenza dagli insegnanti sono difficoltà che devono imparare ad accettare, per esempio. Qui noi non ci siamo parlati, ma io ho fatto lo stesso esempio ai miei ragazzi, anche alle superiori, quindi non si parla di elementari, 3 errori in un colpo solo, a proposito di macchine di succo. Perché? Non c'è la necessità che i genitori vengano a prendere i figli. Allora, più di qualche volta 3 errori in un colpo, parcheggiano in doppia fila. Quindi violazione della norma, cioè attraverso i messaggi si dice la strada è mia, cioè il codice non esiste, io parcheggio in doppia, in tripla fila. Primo errore. Secondo errore, immediatamente porto fuori mio figlio da un contesto di socialità, perché il momento di libertà quando hanno finito è quello di stare assieme ai loro compagni, quindi lo isolo immediatamente. Terzo errore, rischiano ovviamente di andare in palestra ma di non avere più le gambe, cioè ipertrofia muscolare, perché non fanno più un passo. Quindi con un solo gesto ci sono 3 errori in un colpo solo e cominciano dalle elementari, proseguono alle medie fino alle superiori. Questi sono errori purtroppo che si vedono e sono diffusi. Riguardo a questo discorso però, che lei diceva anche che siamo schiavi e vittime di un consumismo che ci manipola e che non controlliamo, io vorrei porle la domanda sul progetto valoriale, che deve essere ovviamente un progetto non economico, e quindi non dobbiamo andare a rimorchio dell'economia, ma un progetto etico e anche sociale, perché apparteniamo ad una comunità. E lei nel suo libro, a proposito della bambola che lei ha citato di avere e apparire come esempi negativi di progetti valoriali, che invece sono imperanti oggi, l'avere e l'apparire, oltre il potere naturalmente poi quando si diventa adulti. Lei ne cita 5, ecco, vorrei che magari si soffermasse su quelli che ritiene più significativi, perché non avremo il tempo per trattarli tutti, alcuni li ha già trattati, ma secondo lei appunto mette un progetto valoriale, come dire, e anche qui forse uno spunto di riflessione, c'è una scala, cioè non c'è tutto uguale in orizzontale, ma la vita è un percorso verticale dove ci sono alcune cose che stanno al vertice più importanti di quelle che stanno alla base. Ecco, io... E lei ne cita 5. Ne cito 5. Indignazione, rispetto, scelta, libertà, sobrietà. Ecco, però nel libro, per esempio, onestà è una cosa che si ripete nel libro, no? Cioè, quando si dice che bisogna avere un progetto, uno si deve chiedere perché devo insegnare a essere onesto, perché è un discorso che ho sentito e non una volta sola, perché io devo insegnare oggi a un figlio a essere onesto. Prima si insegnava onesto, devi essere onesto, devi essere onesto. Perché devo insegnare a essere onesto quando sono tutti imbroglioni? Perché devo insegnare a non fregare quando fregano tutti?
Perché devo insegnare che conta la cultura quando con la cultura non si mangia? Perché devo essere gentile? Prendo per esempio, adesso mi vengono a flash le cose e ve le dico come mi vengono. Sull'autobus, perché io pago il biglietto, mio figlio, mettiamo, paga il biglietto, mettiamo che mio figlio abbia 10 anni, paga il biglietto, c'è una persona anziana, a noi ci insegnavano, se uno fosse rimasto seduto quando c'era una persona anziana, non solo la madre, non solo il padre, chi lo accompagnava, avrebbe detto alzati su, veloce dai, a tutti gli altri, quelli dell'autobus, la signora stessa avrebbe detto carino, mi fai alzare, mi fai sedere. Allora adesso invece la mamma dice, tu sei seduto, il biglietto l'hai pagato? L'hai pagato anche tu, no? Il biglietto? Allora, questo modo di insegnare, cioè questa mancanza di interesse verso gli altri, questo non insegnare più i valori, nei quali l'onestà, la libertà, il rispetto, eccetera, e ce ne sono tanti che non vengono più insegnati, a che tipo di mondo porta? Allora, voi dovete insegnare ai vostri figli e ai vostri alunni, dovete insegnare a essere, a decidere chi vogliono essere da grandi, cioè come vuoi diventare tu? Vuoi diventare uno che pensa solo ai soldi? Allora, se quello pensa solo ai soldi, ricordatevi bene una cosa, che se io educo un figlio a pensare che la cosa che importa sono gli oggetti e il denaro, nella sua scala di valori, come diceva adesso Paolo Mocchi, allora nella scala dei valori in cima ci metto i soldi. Se io ci metto i soldi, quando qualcuno ti dice senti, c'è da guadagnare un bel po', non è che sia, però tu mi fai questo favore e io ti do i soldi. Secondo voi cosa risponde il bimbo? Il bimbo diventato adulto risponde ok, mi stai dando quello che io ho messo al vertice, mi hanno insegnato a mettere al vertice i soldi, diventa disonesto, può diventare disonesto. Se quell'altro è stato educato a pensare che l'onestà, perché guardate che l'onestà deriva dal rispetto per gli altri, sono cose sempre legate, i valori in un modo o nell'altro sono tutti legati in realtà, e io credo che il principale sia proprio il rispetto. Allora, se io rispetto il lavoro degli altri, gli oggetti degli altri, la persona, le persone, io non posso che essere nella legalità.